È stato un po' un disastro. Qui i tombini non prendevano e sì che l'acqua ci entrava nei nostri cancelli, entrava dentro. Avevamo 20 centimetri di acqua dentro e niente, adesso abbiamo asciugato. Dopo la paura di ieri, oggi è il tempo di pulire, dove l'acqua e il fango hanno fatto danni, nei garage, negli scantinati, dove le famiglie ammassano di tutto e a qualcuno è entrata anche in casa. Si sono bagnati i mobili, il divano, adesso li abbiamo capovolti, abbiamo cercato di asciugarli un attimino. La macchina non ci parte più perché è arrivata tutta l'acqua, perché era tutta in mezzo e di là le macchine quando passavano facevano l'onda e arrivava tutta. Da Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento fino alla riviera del Brenta, il maltempo delle scorse ore ha lasciato il segno e danni. Si parla di centinaia di migliaia di euro, 200.000 euro solo per il centro disturbi alimentari a Portogruaro, un conteggio destinato a salire che potrebbe arrivare a qualche milione di euro. Ci siamo trovati male quando è arrivata l'acqua che veniva giù da questa parte, perciò ci siamo trovati male. Ho fatto in tempo mio figlio da prendere un po' di sacchetti di sabbia e abbiamo tamponato così. Questa via qua è stata tutta qua, da qua fino al fondo, diciamo, dove c'è la ferrovia. E tutte le case qua adiacenti, insomma, c'è chi è dato peggio di me. Chiuse ieri 2 scuole a Concordia Sagittaria, scuole chiuse anche oggi a Vigonovo. Si lavora alacremente per tornare al più presto alla normalità, ma già per il fine settimana si prevede una nuova perturbazione. Il peggio resta l'acqua che ne è venuto dentro, non quanto piogge o via via, perché nel giro di qualche minuto, perché dal livello che stava fuori si è venuto 10 centimetri subito. Naturalmente non si è già pronti per chiudere casa. Tour de force della Protezione Civile e Vigili del Fuoco, mentre in queste ore si susseguono le riunioni con Genio Civile e amministrazioni per capire quali sono stati i punti deboli, anche se tanta pioggia in così poco tempo non si era mai vista. Qua, diciamo, è stata l'acqua, ma queste condizioni qua mai. Mai.